Grazie, grazie. Beh, innanzitutto, amici miei, abbiamo assistito ad un vero e proprio miracolo. Cioè, io nella mia vita ho saputo, ecco, che Gesù camminava sulle acque, Mosè apriva le acque, Giuliano De Negramaro ha cantato sulle acque, signori. C'è una cosa che non si è mai vista. È il primo miracolo della serata. Cioè, e visto che Negramaro, eppure, se non mi sbaglio, marchio di vino, lui è riuscito pure a passare dall'acqua al vino, ha fatto un secondo miracolo. Giuliano è veramente una cosa strepitosa, è riuscito a fare pure mezzo chilo di vongole. Allora, signori, io, che dire qua a Verona, nella città, ecco, che parla d'amore da secoli, ci sono dei cantanti però che sono riusciti molto meglio di altri a raccontare l'amore e stanno qui dietro dei ragazzi giovani da Blanco, Irama, ragazzi che hanno raccontato bene l'amore. C'è stato ieri San Giovanni, cioè l'amore sta cambiando, ma l'amore è cambiato, non è più quel racconto in cui c'era l'amore eterno. In nome dell'amore eterno sono successi dei disastri, cose turche, niente di meno. Il film più importante d'amore che raccontava una storia incredibile e struggente, Titanic, alla fine non vivono insieme, lui muore. L'opera lirica Madama Butterfly, un'opera importantissima, alla fine che succede? Lei muore. Romeo e Giulietta non ne parlammo proprio, si sono avvelenati tutti e due. Allora dico io, non è meglio mia mamma e mio padre che stanno insieme da 50 anni, che si odiano e litigano sempre, ma a me ne scoppia e ne saluta, e no, dico, dipende anche come la gestisci. Lo so, vi vedo con le mascherine, è un'emozione. Spero che questo qua sia solamente un ricordo, le mascherine, il tampone. Non ce la facciamo più, è fondamentale, ma non ce la facciamo più. Quel cotton fioc, io ho il naso grande e non mo c'ho Vileta che mi fa dentro il naso. Tu. Non c'ho una narice, è un secchio, tu. Delle volte becchi anche l'infermiera con una cattiveria, una cazzimma. Ma che stai mettendo? Un brollone! Ma è una cosa, quello che stiamo vivendo. Mi ricordo quando ero ragazzo che mi lamentavo se uno spaghetto mi andava a finire il naso, me lamentavo. Porca miseria. Quando becchi l'infermiera con la mano leggera è un'emozione, ma si lacrima sempre. Ma che è fatta a base cipolla? Ti escono le lacrime. Addirittura uno a me l'ha infilato nel naso, mi è andato dietro al collo, si è infilato dietro la colonna vertebrale. Ho detto, dottore, per curiosità, mi è uscito il Covid? E detto, no, ma ti è uscita una punta d'ernia. Allora, io dico che, ecco, abbiamo dovuto vivere anche la convivenza forzata, un amore completamente diverso, e non è stato facile convivere con una persona. Secondo me in chiesa, quando si sposano le persone, oggi si dovrebbe dire nella buona e nella cattiva sorte, nella gioia e nel dolore, e dovrebbe raggiungere pure nel lockdown. Perché là si capiscono parecchie cose, vai giù. Da un lato della mia casa tutti quanti che si sono messi a cucinare, ma perché si cucina sempre? Tutti cucinavano. Tutti. Anche lei, che normalmente faceva smart working, doveva fare i dolci. Il gioco. Amore, bendati gli occhi e dimmi che dolce ho preparato. Amore, hai fatto la torta caprese. E come te ne sei accorta? Perché è più dura e un faraglione. Tutti cucinavano. Da un lato della casa tutti facevano i parrucchieri. Ci avete fatto caso? Durante il lockdown tutti i parrucchieri da un lato della mia casa e dall'altro tutti che cucinavano, facevano le pizze, tutti quanti pizzaioli, da qua parrucchieri e da qua pizzaioli. Io mi sono trovato in mezzo, mi sono messo a fare pizza a taglio. E no, perché non sai. Grazie, è un applauso che fate, mi auguro veramente, siete grandi, grazie, è un'emozione più per me stare qui. Ma il problema più grave, giusto perché stanno aspettando, stanno là proprio caldi,
Ma il problema più grande, sapete qual è stato? Ma anche le cose semplici nella quotidianità è complicato nella convivenza. Perché tu stai là, vedi la TV, ad un certo punto, mentre stai con lei, vedi che in TV esce Jean Yaman. Addominali scolpiti, naso alla francese e capello selvaggio. E tu sei schiattato sul divano, lei ti guarda, che tiene la panza. Il naso alla francese nel senso che è più lungo della Torre Eiffel. I peli in petto, che nei treni sono di più dei capelli che tiene in capo. Lei guarda la TV, Cagliaman, guarda te e fa così la donna. E dice lei, dice, ma non sei geloso di Cagliaman? Ma io penso, ma che c'è essere geloso? Secondo te quello con tutte le donne che può avere? Ma guarda a te, che tiene pantofole peluche, pigiami flanelle e ti fa il tuppo con una penna, ma veramente se vai bene? E allora, per concludere, è bello, però quando esce un'attrice, che può essere Vanessa, che può essere, che vi posso dire, una Kardashian, esce Belen Rodriguez, lei ti guarda e fa, inizia a sminuire. Sì, ma alla fine, Belen alla fine, quella non finisce mai, alla fine. Sì, ma alla fine tutte le donne sono uguali e tu hai chi hai pigliato? Grazie, grazie.